Per me oggi è un onore essere all'interno di quest'aula. Avrei voluto essere qua in altre occasioni, in momenti diversi, a parlare di collaborazione fra comune, fra province, fra città, a parlare di avere una possibilità di sviluppo all'interno del nostro territorio, anche perché Niscemi, ultimo comune della provincia di Caltanissetta, è proprio attaccato con il territorio di Caltagirone, dove condividiamo assieme il bosco di Santo Pietro, la continuità, no? Quella cosa meravigliosa che parte dal mare, entra per la zona di Terrana, poi sale verso Caltagirone, dove c'è una bellissima pineta, e poi c'è la Subereta Niscemese. Qualcosa di bello, qualcosa di spettacolare, qualcosa che all'interno di quel bosco, chiudendo gli occhi, si possono ascoltare umori, sapori, odori particolari. Questo è lo scenario che ci hanno lasciato forse i nostri padri. Oggi all'interno di quella splendida riserva, all'interno di quell'area SIC, invece c'è un insediamento strategico, militare. Noi non lo sapevamo, noi sapevamo che c'era un insediamento di qualcosa che doveva portare sviluppo, forse ci dovevano dare un giorno, un tempo, ci spiegarono la possibilità di avere rapporti con gli americani, con una base, laddove doveva nascere un villaggio che poi sarebbe stato concesso ai niscemesi, la possibilità di vivere in modo sereno. E all'epoca chi ci ha preceduto, chi ha governato, chi c'è stato prima di noi ha creduto a questa bella scena, a questa bella favola. Nel 2013 invece si inizia a prendere conoscenza, si comincia a parlare del problema serio, perché fino a qualche mese fa, prima della pronuncia della ministra Cancellieri, io non è la prima volta che continuo a chiamarla ministra, anche se per lei è dispregiativo, no? Alla cui io vorrei dare la cittadinanza niscemese con il diritto, o meglio con l'obbligo di dimora, per fargli trovare quello che sta provando la città di Niscemi, perché non è solo una questione di malattie tumorali, tiroidee. Guardate che c'è uno stress psicologico, uno stress mentale in questo territorio dove non c'è chiarezza, dove nessuno in modo serio ci ha spiegato che cosa è successo. Quello che sta succedendo stiamo cercando di capirlo, cercheremo di monitorare. Però all'interno di quest'area che ho descritto un momento fa, quell'area che nel 97 diventa area di interesse comunitario, sì, insorge questa struttura che noi sapevamo che forse era degli americani. Oggi sappiamo per certo che quell'area è dell'aeronautica militare italiana, data in comodato d'uso alla Marina Militare, e all'interno sono state costruite un sistema di comunicazione a bassa e a bassissima frequenza. Questo è quello che sappiamo, no? Se non che qualche anno fa, nel 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, fino al 2013 i nostri governanti, sia a livello nazionale che a livello regionale e ahimè anche a livello comunale, hanno concesso delle autorizzazioni senza spiegare alla città, al territorio, che cosa stava succedendo all'interno. Nessuno era a conoscenza e nessuno aveva preso coscienza. Io non voglio come sindaco della città di Niscemi cercare o fare la caccia alle streghe, non mi interessa. A questo penseranno altri e spero che lo facciano, a vedere chi ha colpe, chi ha, pur sapendo, perché se uno è incosciente e non sa, io lo posso capire,
ma chi è a conoscenza, che ha taciuto, comunque ha garantito che venisse costruito questo mostro, deve pagare. Non lo farò io da sindaco chiederò solo il contributo, il supporto all'intera Sicilia, perché il problema sì è Niscemi, è il luogo fisico Niscemi, ma le onde, per come ci è stato spiegato oggi, perché prima non lo sapevamo, hanno un raggio di azione di circa 70 km, poi c'è chi dice 150, chi dice 40, chi dice 80, ma si parla di 77 km. E in questo raggio d'azione ci vive 1,5 milioni di popolazione, che non può essere sacrificata agli interessi militari di qualche nazione o di qualche superpotenza, perché questo oggi è stato stabilito che è un sito strategico militare di interesse nazionale e comunitario. E poi in una nazione come la nostra, dove non abbiamo nemmeno il ministro della guerra, ma abbiamo solo il ministero della difesa, ma di che cosa ci dobbiamo difendere? Quali sono gli interessi che noi dobbiamo difendere? Qual è ancora quella parte che noi dobbiamo dare come contributo alla comunità per la difesa di che cosa? Io dico che la Sicilia non ha paura dell'area magrebina, anche qua c'è in atto la primavera, qua c'è in atto la primavera, c'è stato nel Maghreb. Io dico che io non ho paura di quell'area araba, non ho paura, la mia città, il territorio, la Sicilia non ha paura, anche noi siamo arabi. Io ho paura invece di chi con la forza vuole sopprimere altri territori, altra gente e mantenere alta quella tensione solo sulla base della forza. E poi, quando mai le superpotenze, da quella russa a quella americana, hanno mai versato una goccia del proprio sangue nel proprio territorio? Le guerre le hanno spostate sempre. L'Iraq, l'Afghanistan, nel Centro Africa, nel Centro America, nel Sud America. Avete mai sentito una guerra costruita o realizzata nel proprio territorio, gli americani? Ma quando mai? I russi? Ma quando mai? Allora perché il nostro territorio? Perché la nostra Sicilia? Punto strategico? Di che cosa? Io dico che deve essere un momento particolare e diverso. Noi chiediamo lo smantellamento di queste antenne, non per un principio da sacrificare non so a che cosa, ma per un principio di diritto alla salute, di un principio di diritto a quella meravigliosa area che è stata violentata, in un principio del vivere un bene comune, di vivere una vita assieme con tutte le altre popolazioni. Noi chiediamo questo, chiediamo un intervento forte e dico grazie alla provincia regionale di Catania, dico grazie al presidente Leonardo, perché già nel 2009 forse siete arrivati prima di tanti altri. Dico grazie a chi oggi stanno dando il loro contributo. Noi non chiediamo nulla, noi chiediamo di non voler dare nulla come vita umana, perché guardate l'area dove esiste questa base militare, perché oggi bisogna dire che è base militare, è un'area ad alto rischio ambientale, è un'area dove da una parte c'è, a sud c'è Leni, e vabbè, Leni nasce negli anni 60, in quel momento di boom, di quel periodo economico in cui tutto non si conosceva e si pensava solo esclusivamente al benessere. Abbiamo delle discariche in zona, però perché anche le onde elettromagnetiche? Perché? Allora io chiedo a voi di darci questo supporto, chiediamo alla Regione, come ha fatto, sta intervenendo già bloccando, revocando le autorizzazioni, chiediamo allo Stato nazionale che intervenga. Qualcuno parla di soldi perché sono stati investiti 18 miliardi di dollari, ma c'è un prezzo per una sola vita umana.
che può essere 18 miliardi di dollari, possono essere non so quanti, ma un prezzo a una vita umana c'è. Noi non vogliamo essere oggi coloro che vogliono sacrificare una vita umana, ma chiediamo che questo insediamento sia spostato. Guardate, come ho detto e continueremo a dire, noi non vogliamo che sia costruito in un'altra zona dove si può mettere a rischio una sola vita umana. Noi non vogliamo tutelare noi per danneggiare altri, perché se sarà costruito da qualche altra parte, laddove andrà a recare danno alla salute pubblica, Niscemi sarà in prima fila a difendere anche il diritto alla salute di altri territori. Quindi né noi né altri. Chiediamo che sia spostato dal nostro territorio, chiediamo che vada via, ma che non vada ad intaccare nessun'altra vita umana. Del tecnico, di quello che sta succedendo, di qual è la realtà, sicuramente ne parlerà chi è più competente del sindaco. Oggi il sindaco ha solo gli umori della sua città, ha solo l'interesse di esportare questo disagio che viene comunicato dalle mamme, che viene comunicato dai movimenti, che viene comunicato dai bambini. I bambini oggi hanno paura del nostro territorio, ma fa male, c'è certezza. Nell'incertezza io dico che nell'incertezza come ha fatto il Senato della Repubblica, dove io ho partecipato alla commissione Uranio Impoverito, hanno chiesto immediatamente al governo una moratoria affinché si bloccassero i lavori fino a quando non ci fosse la certezza. E questo l'ha fatto il Senato della Repubblica, la commissione Uranio Impoverito. Abbiamo avuto la fortuna di interloquire anche con la commissione difesa della Camera. Sapete una cosa? E questo è giusto che lo sappiate anche voi. C'era un protocollo d'intesa di misure compensative per il territorio di Niscemi. Misure compensative. Protocollo d'intesa stipulato il 1° giugno del 2011 fra il governo regionale e il governo nazionale, a firma dell'onorevole Lombardo e dell'ex ministro della difesa La Russa. A prescindere, io con questo non voglio dire le appartenenze, perché anche prima c'era stato un accordo fatto nel 2001 e poi nel 2003 e poi nel 2005 e poi nel 2000, quindi nessuno è immune, però quando si parla di misure compensative io vorrei sapere che cosa mi vogliono compensare, qual è il danno che stanno creando, perché la compensazione avviene solo al momento in cui viene creato un danno. Io non voglio essere compensato di niente, io non ho interesse ad alzare il prezzo, ho solo un interesse che è quello del diritto alla salute, di dare pace a un territorio dove c'è 1,5 milioni di abitanti e la possibilità di vivere in pace con i fratelli arabi e con chi si affaccia nel Mediterraneo, con i paesi magrebini. Se qualcuno ha sbagliato, se qualcuno sapeva e ha piaciuto, se qualcuno ha avuto beneficio, ha avuto interessi, deve pagare. Questo chiede la comunità di Niscemi e quel territorio di cui io rappresento. E questo non lo dico a titolo del comune di Niscemi, ma da un territorio in cui oggi il sindaco di Niscemi è presidente del comitato dei sindaci. 33 sindaci hanno aderito a questo comitato, 33 sindaci, da Capodorlando a Marsala fino ad arrivare a Mussomeri, praticamente tutta la Sicilia. Io vi ringrazio per avermi dato questa possibilità, vi ringrazio per aver accettato la nostra presenza, vi ringrazio perché anche voi da domani siate a conoscenza di un problema che non è solo nostro, ma è dell'intera Sicilia. Grazie.